Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi faremo un racconto breve di quando il vostro Marietto è incominciato a uscire da piccolino sulla strada. Ma prima di iniziare questo racconto, se non vi siete ancora iscritti al canale del vostro Marietto Veneziano e al canale di Hildegarda, mi raccomando un bel super like e una bella iscrizione che ci fa sempre piacere e tira su di morale. Grazie cari amici. Bene, iniziamo il racconto del vostro Marietto Veneziano che qui avrà avuto 3 anni e mezzo e 4. Allora, il problema del Marietto Veneziano è che di notte gli scappava la pipì, come tutti i bambini, no? E il papà gli aveva ordinato che non doveva più farla a letto, anche perché insomma l'aveva sgridato. L'aveva sgridato spesso e quindi gli aveva spiegato che di notte quando i bambini grandi scappa la pipì non la devono fare nel letto, ma si devono alzare e, prendendo tutto il coraggio che gli è rimasto nel corpo, andare al buio o accendendo la luce se ci riescono al gabinetto e fare la pipì. E qui vediamo il nostro Marietto che praticamente gli scappa la pipì e una bella notte si sveglia per andare a fare la pipì. E cosa succede? Appena si sveglia vede che nel lettino a fianco a lui c'era un bambino. Allora voi sapete che ormai il vostro Marietto piccolino era sempre soletto, solo. E quindi quando vede un bambino dice e pensa che bello, cavoli, c'è qui un bambino che è venuto a dormire con me, così domani mattina giocherò assieme. La prima cosa che vede è questo bambino. Poi la seconda cosa è che gli si ricorda che gli scappa la pipì e allora dice adesso mi alzo, prendo tutto il coraggio perché era buio e era ancora un po' bassino per accendere la luce, no? Però insomma a tastoni va verso la porta d'uscita della camera e si rende conto che la camera è chiusa. E allora comincia a gridare al papà di venire di aprire la porta, grida, ma il papà non si alza e non gli viene a aprire la porta. Allora l'unica soluzione da fare è fare la pipì a fianco della porta, vicino al calorifero. Fa la pipì il vostro Marietto e torna a letto. Quando torna a letto, il giorno dopo si sveglia. Da precisare una cosa, quando torna a letto vede ancora il bambino, sì. Però a un certo punto lui quando si mette a letto si vede che quel bambino gli sparisce e dice che strano, devo aver sognato perché qui c'era un bambino con me. Il giorno dopo però si sveglia e però si rende conto che nelle mutandine è bagnato. Dice ma che strano, stanotte io mi sono alzato, sono andato là a fare la pipì e ho trovato la porta chiusa, l'ho fatta dietro al calorifero e invece guarda un po', resto con le mutandine bagnate e allora devo dirlo alla mamma. E gli racconta il Marietto alla sua mamma che di notte lui si era alzato, aveva chiamato il papà, ma il papà non aveva risposto, allora l'unica soluzione è fare la pipì dietro la porta. E questa storia va avanti spesso, 3-4 volte, il Marietto non riusciva mai a aprire quella benedetta porta lì, era fortissimo quella porta lì, ogni volta che cercava di sembrava chiusa a chiave e il Marietto non riusciva a capire perché di giorno riusciva a aprire la porta, ma la notte quando gli scappava la pipì era sempre bloccato. Poi una bella notte incontra una persona in camera sua e gli dice Marietto, ma lo sai che non devi venire in questo mondo, che questo mondo è un mondo pericoloso? Anche il Marietto pensava di essere a sveglio, no? E gli dice guarda che questo qua è il mio mondo. E il tipo gli dice no, guarda che questo qua non è il tuo mondo. Poi questa persona passa attraverso la porta, al che il Marietto si spaventa e dice ma come hai fatto a passare attraverso la porta che non l'ha neanche aperta? Al che lo cerca di chiamare, ma quel tipo non gli voleva dire il suo nome perché diceva che in quel paese c'erano persone cattive e quindi non voleva far sapere alle persone il proprio nome perché lui avrebbe saputo o sapeva che io poi avrei raccontato queste cose in giro. Voi chiaramente voi sapete che io sono una tomba e non racconto niente a nessuno, però quel tipo lì diceva così. Morale della favola, questa cosa qua succede ancora 2 o 3 volte. Arriva questo signore, si fa vedere del Marietto, però va via, attraversa la porta e se ne va. A un certo punto il Marietto chiede, dopo un po' di volte che incontra questo signore, quando il Marietto va a fare la pipì però non riesce a uscire dalla camera, se gli insegna a aprire la porta. Al che il tipo gli dice guarda che la porta non la puoi aprire perché tu non sei in questo mondo, ma sei in un altro mondo, in un mondo delle stelle, in un mondo astrale. E quindi gli spiega come uscire dalla porta, cioè praticamente attraversare la porta. Capirete voi il Marietto a 3-4 anni che attraversava le porte e il Marietto era super contento.
Dopodiché questo signore gli ha cominciato a spiegare come muoversi e la prima cosa che hanno fatto è andare nel posto che in futuro poi il marietto avrebbe anche lavorato e che è nella casa o la fabbrica dei sogni. Ed era tutto illuminato, c'erano tantissime luci, il marietto pensava di essere arrivato in paradiso e invece quel signore gli ha detto questo è un posto molto pericoloso e tu un giorno verrai anche qui a lavorare. Anche il marietto non riusciva a capire perché c'era tantissima luce. Poi un'altra cosa che il marietto aveva visto, che era veramente una cosa pericolosa, è che vedeva che di notte le donne venivano picchiate dai mariti perché erano a letto e sentivano queste donne gridare. Addirittura una mamma era stata presa, una mamma di un suo bambino, un amichetto dell'asilo, era stata presa da due uomini e lei continuava a gridare nel letto e non scappava. E il marietto non riusciva a capire come mai. Diceva, ma di notte picchiano le mamme gli uomini, perché io le vedo nel letto e continuano a gridare queste donne qua, ma non scappano, anche se potrebbero. E non capiva come mai e che cosa succedeva. Poi questo uomo l'ha portato anche in un'altra città, in mezzo alla strada, gli faceva vedere i lampioni, insomma, tutte queste cosette qua. Al che il marietto era piccolino, insomma, viaggiava in questo mondo qua. E cosa succede un giorno? Succede un giorno che lo dice al padrone di casa e un nome a fantasia si chiamava Carletto. E il Carletto lo osserva, sente cosa questo racconto è raccontato da un bambino di 4 anni e a un certo punto anche il Carletto ha voluto incominciare ad andare in astrale anche lui, ma questo più o meno diciamo verso i 12 anni e verso i 12 anni il Carletto e il marietto andavano in giro per l'astrale a divertirsi tantissimo e andavano in giro per il cosmo. Il problema cosa è successo? Che il vostro marietto quando rientrava era uno spiritualista, invece il Carletto era un materialista, quindi fuori nell'eterico, nell'astrale, ne combinavano tutti i colori per il cosmo. Poi quando ritornavano dentro nel corpo, ognuno per la sua strada, perché in fondo il Carletto gli diceva Marietto, a me mi dispiace, fuori siamo pappa e ciccio io e te perché siamo in un mondo bellissimo, ma in questo mondo qua io e te siamo differenti e io ti devo mandare al campetto. Quindi Marietto, quando noi rientreremo, saremo sempre nemici, perché il mio goal nella vita è mandarti al campetto. E al Marietto questo qui gli dispiaceva perché insomma il campetto del Carletto non era il campetto del calcetto, era il Campus Santus, però il marietto era sempre ottimista perché il suo babbo poi gli aveva detto che lui sarebbe arrivato a 94 anni rinnovabili, quindi però il Carletto purtroppo era fatto così ed è fatto così. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto vi ha raccontato una piccola pillola di come è uscito per le prime volte nel mondo astrale. Il mondo astrale è un mondo molto pericoloso per chi non esce protetto. Oggi vi ho solo raccontato sempre la fantasia, una storia di fantasia e quindi occhio chi esce in astrale, chi va a fare i corsi per uscire in astrale deve essere sempre molto protetto perché insomma nei social ne gira un po' di tutti i colori e la gente viene in un certo senso abbindolata. E adesso chiudo qui e vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Hildegard e del Marietto di Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Telegram e Facebook. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!